La risposta è no. E questo lo dico agli autonomisti, la risposta è no. Con la sovranità delegata dallo Stato la risposta è no. La crisi dell'autonomismo è qui. Ed è no perché la Costituzione italiana e la Corte Costituzionale italiana, che è il supremo organo politico della Repubblica Italiana, così come per gli stranieri, il supremo organo politico della Repubblica Italiana è la Corte Costituzionale, non è un organo terzo, come si dice. Dicevo, la Costituzione e la Corte Costituzionale impediscono che ci sia anche il solo pronunciamento democratico dei sardi su questi temi. Noi non possiamo promuovere una consultazione, un referendum sulla sovranità. Non lo possiamo fare a Costituzione vigente. E ciò è dovuto alla più pesante delle eredità risorgimentali italiane, che è quella dell'unità dello Stato intesa come sovranità e unicità e prevalenza dell'amministrazione centrale. Questa unità nel dopoguerra è stata trasferita formalmente, ideologicamente al popolo italiano, ma praticamente la sovranità appartiene al sistema dell'amministrazione centrale. In questo Stato sono rappresentati anche i sardi, ma se i parlamentari sardi riuscissero anche a convincere i parlamentari italiani che noi siamo titolari di una sovranità originaria, il capo dello Stato impedirebbe, non promulgherebbe una legge, si fa, non lo farebbe mai. Grazie. No, fammi finire. Mezza. Ancora? Comunque prego. Allora, e concludo. Cosa occorre fare? Noi abbiamo due strade, una è quella del conflitto politico interno, della persuasione, della conquista del governo della regione, dell'interpretazione indipendentista del governo regionale. Si può conquistare il governo a leggi vigenti, ma lo si può interpretare in chiave indipendentista. Ed è quello che dobbiamo fare, è quello che la gente si attende da noi. Ma abbiamo un'altra cosa da fare. Non possiamo pensare che ci aiuti lo Stato italiano. Lo Stato italiano, con un modello differente a fianco, a un'ora di volo, con tasse più basse, burocrazia più efficiente, contratti di lavoro più veri, più remunerativi e più efficaci, vedrebbe cadere il suo castello e sarebbe costretto a tornare a Cattaneo. Deve ritornare a pensarsi in termini confederali se vuole fare una proposta. Ecco perché è difficile che il nostro conflitto politico, però abbiamo un'altra cosa da fare, per questo che ho chiesto al professor Planeta di farmi un noi dobbiamo esplicitare nell'unica sede che ci può aiutare che oggi c'è un conflitto tra gli interessi della regione della Sardegna e l'Italia, e questa sede è la sede internazionale. Il problema dell'obiettivo della nazione è svolgere il tema delle proprie ragioni sovrane, ma aumentando l'informazione dell'opinione pubblica internazionale sull'unitarismo dogmatico dell'Italia e sull'imprigionamento dei diritti che questo determina. Io sono venuto a questo convegno non solo perché è importante, perché ci siamo tutti, ma perché ha il respiro internazionale. O diventa una questione, non c'è uno Stato in Europa che è nato se non ha risolto un problema europeo, cioè se la pretesa della nascita di questo Stato non è diventato un problema europeo. Noi sbagliamo a interpretare la nostra politica in chiave bilaterale con l'Italia. Noi dobbiamo fare politica estera, molta politica estera, perché non è nato mai uno Stato che non abbia persuaso l'Europa, l'Europa occidentale, della sua opportunità. Io sono qui perché inizia la nostra politica estera. Grazie.